Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E dalla piedina col prosciutto. Grande Piada. Gara 5 ragazzi, l'ultima partita, la decisiva. L'ultimo del torneo. Chi vince questo vince tutto. Eh sì, chi vince questa Poi andiamo subito vince... senza indugio. Cazzo vinciamo? Aspetta che cambio un attimo la squadra, che mi metto le stelle decadenti. Ok. Ragazzi, ho fatto il miracolo di Così facciamo un pareggiarla po' dentro. in gara 4, speriamo di fare un altro miracolo. Purtroppo ho più giocato a sto gioco, Sì, quindi oi. mi sto rincoglionendo a vaneggi indescrivibili. Vai, forza Vai, e coraggio. Andiamo vai. a menarci come per terra. Ma sì. Andiamo. Andiamo. Oh, scegliela bene almeno per l'ultima, Io prendo quella che mi piace di più, ma dopo un po' vado da solo, lo sai. Ti fanno tutte cagare. Ecco. Allora, prendiamo questo, dai, che mi ricorda il lavoro. Vai. Vai raga, vai raga, vai raga. Allora, vediamo chi parte con col camioncino dietro che fa un gran casino. Parto io. In genere chi crea la lobby non parte mai, almeno io con me fa così. Sbagliato. O parti subito. E mi becco io. Bella, andiamo alla grande. Bella raga. Siamo partiti bene, Fei. Meglio di così non si... Guarda, veramente, cioè... Ah, Fuori uno. Chi è morto? mi sono auto-ucciso, cioè solo un deficiente, guarda, veramente. Dato che però ragazzi, subito lui si becca il calcio di rigore. Cioè ragazzi, veramente, un po' di comprensione per il Comenda, Cioè, Che veramente. calcio di rigore mi becca? Un po' di comprensione. Se lui vuole fare il figo, no, con il numeraccio, però... In realtà poteva fare una cosa molto più facile. Perché deve prendere la cassa. Guardalo. Un super Piada. Cosa potevo fare che dicevi tu? Ah, potevi colpirmi i baresi, no? Da là. Mi colpivi i baresi. Con il Vabbè, bazooka. brava. Però lì c'avevo la cassa vicino. Sì, vabbè, sì, perché tu devi fare Cosa il pro gamer, no? Cioè, se no non è contento, se non fa il pro No, gamer. io mi diverto un sacco con i rampini, poi perdo, ma mi diverto un sacco con i rampini. Lo so, vedo. Sì, vedo. A te vai subito il ciao. Oddio. Mamma mia, ma cosa fa? Ma sono una pippa. Sono una pippa. Sono una pippa. Hai fatto un bordello del 32. No ragazzi, sono una pippa relativa. Na, 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 na. Guarda te che posizione. Era da dire. Bella, vai. Vai. Vabbè dai. Ma va, fanculo. Certo che mi distruggi e mi distruggi e io sono una pippa, quindi cioè veramente... Ti distruggo, stai 4 vermi e 3 per te. Sì vabbè, però insomma in linea di massima su 10 partite, su 8 ne vinci. Vabbè, ma tu dai il meglio quando registriamo. Sì, è là che dimostro... Io amo le bombette invece ragazzi. Bello. Serve un cazzo, infatti ho fatto la cagata perché comunque ho il vermino esposto, però mi piacciono le bombette ragazzi. Le bombette. L'importante è che sia una partita equilibrata, insomma così i nostri iscritti si divertono a vedere due mongoli che giocano su bonus. Comunque ragazzi abbiamo in mente altri progettini per... io e il Piada, spero che devono trovare il tempo. Eccolo là.
Si è preso cassa più medikit. Cioè, che scorretto. Guarda dove l'ho ragazzi. messo il vermino. Che scorretto. Guarda dove l'ho messo il vermino. Sì, ma è un bug, Eccola. cioè. Bello. Voglio riderli come lo tolgo. I bug del cos'è? Piada sono incredibili. Quindi siamo praticamente 3 vermini pari. In buoni cazzoni, soldoni. È rischiato. Ha fatto il rischio a fe. Aspetta, no, cazzo fa? Aspetta. Mi mette l'ansia quel trattore là in fondo, non hai un'idea di che ansia mi mette. Sì? Sì, non so, mi sembra... Non so come spiegarlo, mi dà l'ansia. Sì, cazzo, vaffanculo. Qualcosa avrò fatto. Sì. Ah, me l'hai mattato. Incredible. Buono, un buon tiro. Buon tiro del comendone. Allora, vediamo un po', adesso vediamo cosa combina il dolce qua a Baresio. Direi che il nostro Baresone. No, ma il Piara tanto fa robe strane, cioè. Lui non fa le cose scontate, quindi magari va a colpirmi un altro verme, cioè. Per dire. Non è detto. Il Piada è un professionista, ragazzi, un rispetto per il Piada. Cioè, vedi, il Piada ha una classe indescrivibile. Cerco di ripareggiare i numeri. Fai bene, fai bene. No, hai fatto bene. Evan basta in se ne va. Oh oh oh. Oh, Xavier. E quello era da seccare perché a 30 deve morire. No, beh, giusto. No, dai, è una partita abbastanza equilibrata. Sì, siamo lì. 2 vermini pieni, 2 vermini pieni. Signore. C'è il mio là che balla. Aiuto. Mi fai paura. No, perché è così basso? Ma dai, ecco ragazzi, sono le cose che non concepisco di questo gioco, cioè. Devi tirare più alto. Perché se è a ricerca, deve andare a ricerca, quindi come si dice, deve superare tutti gli ostacoli. Cioè, che cazzo di missile è? Cioè, non serve a molto, vai. Vado a perdere la partita così, ragazzi. Bello, eh? Non mi dispiace, non tanto per la partita, perché così è meno avvincente, cazzo. Ah. Oh, le pecorelle del Piada. No, ho sbagliato. Torna su. Torna su. Stai là, stai là. Torna su. Stai là. Stai là. Stai là. Vai su, salta. Ma Stai là. fanculo. Buttato via un'arma della Madonna. Pensavo di riuscire a esploderla subito, invece devo prima scendere dal rampino. Boh, non lo so. Non chiedere a me queste cose, Piada, che... Ah beh, le scopro anch'io, per la prima volta. Aiuto. Questa fa male. Pensavo meglio però, porca puttana. No, toglie così, toglie. Pensavo di più, Guarda che adesso mi faccio più danno io, Oddio, non la banana! No, questa è una merda, fioi. Basta, si deve aver perso la partita. Cos'è? Ma dai. E quindi? Ah, ma ha colpito anche me. Bella, ma com'è? Abbiamo un vermino per uno. Eh sì. Che casino, raga. Adesso c'è proprio la partita Ragazzi, gara 5, l'ultima gara ce la giochiamo così, cioè incredibile, stupendo. Esplosione di colpi. Stupendo. Veramente stupendo.
Sono super felice, vale, in ogni caso è andata bene. Oddio. Mi vuole imitare il buon Marchino. Perché non... Scusa, perché... Cioè, ecco, però... Deve stare vicino al vermino. Vabbè, cazzo, è un millimetro, dai! No, questo è un furto, però. Vabbè, c'ho anche il Baresi così, no. No, non accetto di perdere così, però. Così non accetto di perdere. Dai! Non è possibile. Non è possibile, no. Non esiste. Non esiste proprio al mondo. Dai! L'unica mina che non esplode. Ma dai. Questa proprio non l'ho capita, questa proprio non l'ho capita. È il mussolino, guarda che lavoro. Questa proprio, vedi, questo mi fa incazzare, a me sto gioco fa incazzare, perché non è possibile. Cioè, non è umanamente possibile. Ma quante ne hai di pecora? Ah boh. Saltami, 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 salta. Ah. Che merda, raga. La tensione sale, ragazzi, la tensione sale. Che pareva. Che sfiga. Proprio il medikit, cioè, poteva succedere di tutto, no, il medikit, pareva. Vogliamo l'errore del Piada, vogliamo l'errore del Piada, vogliamo l'errore del Piada, la 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 la. Ah, no, il Piada mi vuole buggerare così, maledetto. Maledetto. Raga, purtroppo un piccolo vaneggio con Fraps, però insomma avete visto tutta la partita, i saluti sono staccati dalla partita, però ha vinto il Piada, ragazzi, c'è poco da dire, partita combattutissima. Come ultima Sì, partita, sì. combattuta al massimo, cioè, secondo me si possono solo che rifare gli occhi. Sì, bella i nostri partita, però tecnici, raga, mi sono i coglioni, io lo dico a tutti i miei iscritti e iscritti del Piada, mi sono i coglioni, preferisco perdere 8-0, cioè, io preferisco perdere 8-0 e mi hanno distrutto, ma perdere così sono i coglioni. Cioè, io preferisco essere dominato che giocarmela. Sono strano, lo ammetto, ma non lo sopporto, mi sono troppo sui coglioni, cioè, è colpa del Piada che è un piadarolo obeso e quindi è finita così. Maledetto Piada, va Obeso un bene. pochettino sì, perché mi sta venendo avanti un po' di pancettino. Ma sì, chi se ne Sto frega. diventando, devo ricominciare, Cioè, devo trombare di più. sì. Comunque, vabbè. Vabbè ragazzi, una bella partita. Alla fine il Piada comunque gioca di più, quindi ha meritato, giustamente lui si impegna e chi si impegna merita di vincere, chi cazzeggia come me merita di perdere fondamentalmente, quindi Beh, se la questa partita mettiamo... noi meritavamo tutti e due di vincere. Sì, questa sì, no, questa nel senso- forse contando le proporzioni e tutto forse la meritavo un po' più io, però nel complesso tu giochi di più, quindi è giusto che vinca chi è bravo a giocare, non chi ha culo, ma di beccare la partita bella su 50, quindi è alla giusto che fine vinca chi gioca meglio. onore al Piada, Di più. onore al E Piada. onore anche a Marchino, che è stato un bel torneo. Alla fine. Buono. Adesso raga, però chiudiamo perché non ho voglia di caricare partite di 32 minuti. No, perché purtroppo ragazzi ho un problema con Pinnacle, ci metto 10 ore per caricare e mi sono rotto i coglioni. E con AVS lo stesso, quindi purtroppo è una rottura di balle, per chi lavora è così. Raga, un saluto a tutti, un bel torneo, 3-2 per il Piada, combattutissimo. Anzi, in realtà non è proprio 3-2 perché la partita è stata pareggiata, gara 4, però il Piada... Consideriamo 3-2. Ok, viva il Piada, viva la figa, viva tutto. Un saluto dal Comendone. Ciao! Ciao Pideroli! Complimenti al Piada per il suo 7° figlio.